Cari cittadini, care cittadine, buongiorno, sono io, il vostro. Come saprete, ieri pomeriggio ho chiuso 5 comuni. Io ho messo una saracinesca all'ingresso e una porta a soffietto all'uscita. Le chiavi le tengo solo io. Andrò ad aprire 2 volte al giorno per far cambiare un poco l'aria. L'unica cosa che posso dire è che i cittadini di questi paesi, che oggi hanno meno di 15 anni, un giorno, in un futuro, usciranno a rivedere le stelle. Gli altri, chissà. E sapete chi devono ringraziare? I cittadini di questi 5 paesi. Un non meglio identificato predicatore, che non più di 15 giorni fa, con una mia ordinanza già in vigore, ha pensato bene di radunarsi con altri invasati come lui, facendoli bere tutti dallo stesso calice, per rito propiziatorio. E infatti ha propiziato l'infezione a più di 50 persone. Il predicatore. Manco avesse trovato il santo Graal, il predicatore. No, in Campania no. Ho chiuso le chiese. Essendo immune, ho personalmente provveduto a svuotare le acque santiere con una cannuccia. Ho spento le candele una ad una, perché se una candela è stata contagiata e voi, passando vicino all'altare, inalate il fumo di quella candela, avremo 2 contagiati. Non mi fate dire sempre le stesse cose. Qualcuno ha chiesto come faremo con i festeggiamenti pasquali. Già, la preoccupazione adesso è come faremo con i festeggiamenti pasquali. Quest'anno Ponzio Pilato fa bene a lavarsene le mani, più e più volte. Forse non avete capito. Pasqua ve la scordate. Quest'anno pure Gesù Cristo dovrà rispettare l'ordinanza, se vuole risorgere bene, ma non si permettesse di uscire dal sepolcro. Mi deve fare l'autodichiarazione, se vuole uscire, gli metto l'esercito nel sepolcro.